Euroregione News. Villa Manin, fallimento o cambio gestione? Quando vedi un'attività chiusa per diverso tempo, questo è il pensiero, ma parlando di Villa Manin ti domandi quanto ci vorrà per ripristinare i danni causati da un temporale nel parco e sistemare la villa sempre oggetto di molte attenzioni? Assessore regionale alla cultura Gianni Torrenti, quanto ci vorrà ancora per terminare i lavori? Noi abbiamo lavorato con grande intensità, speriamo quindi che a fine anno, nei primissimi mesi dell'anno prossimo, la villa torni, anzi si riprenda nel suo splendore reale, perché se qualcuno poi avesse la possibilità, oggi è proibito venire ma anche semplicemente entrare, vede gli affreschi ripristinati, vede le sale riilluminate, viene tolti tutti i pannelli che chiudevano, vedrà i lavori sulle finestre per mettere dei vetri di sicurezza senza dover chiudere ogni volta tutto, quindi ci sono dei grandissimi passi avanti che saranno percepiti solamente in quel momento ci permettono di far entrare. Ecco, infatti io spero, senza averne la certezza perché ho ancora qualche problema, di riuscire a fare almeno una visita al cantiere in modo tale da far percepire a tutta la popolazione, almeno quella locale, che ovviamente capisco benissimo che può essere anche un po' depressa dal momento particolare, dei passi avanti e dei lavori che stiamo facendo e degli obiettivi che abbiamo. Sono obiettivi importanti. Nel 2016 noi avevamo superato sostanzialmente il record incassi della villa, con oltre 800.000 euro di soli incassi di biglietteria, con un bookshop funzionava benissimo, la nuova biglietteria, il nuovo bookshop, la nuova posizione della Proloco ha migliorato, ci sono le residenze, ma sono tutti punti che hanno bisogno ovviamente di vedere la villa aperta e splendida. In più devo dire anche che il momento non fortunato del parco, perché purtroppo dopo il fortunale del 10 di agosto abbiamo avuto quei problemi sugli alberi che stiamo risolvendo nei prossimi giorni, che speriamo almeno di riaprire il parco, perché c'è stato un momento che accanto alla buona volontà nostra invece è stato infelice dal punto di vista della fortuna, qualche volta capita, ma diciamo che si sta lavorando veramente in modo intenso per superare questo momento, che d'altro canto era da mettersi in conto, no? Perché prima o poi quando si fanno dei lavori importanti in manutenzione è inevitabile, non si riesce ad avere la botte piena della moglie ubriaca, questo è poco ma sicuro. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.